Quanta fretta mattone così, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una vita specializzata, fai contratto da noi, che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti, non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere consulenti, due impresari, se si fa di 4 per te. Avanti non perdo tempo, firma qua. È un normale contratto, una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un tiro da fare. Consulenti impresari che si va trovando da me. Dove vai? Che fortuna che ha avuto a incontrare noi. Lui è il gatto e io la volpe, siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Ciao Vicky. Ciao Lucy. Ti puoi dall'Australia. Ti puoi fidare. Tadam. Buonasera, buonasera amici di Barletta Est, ben ritrovati dal gatto e la volpe e il gatto. Oggi non so. No, fate voi un po', cioè noi ogni tanto mischiamo le carte. Vittorio Fanelli dice: Enzo, bellissimo il tuo video, è davvero commovente, sei un grande. Grazie Vittorio. Sta quasi a 60. E allora amici, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Barletta e Est. Stasera abbiamo 2 ospiti speciali, possiamo dirlo, che certo, dici? certo. Allora, io annuncio il tuo e tu annunci il mio, ok? Ecco, no, il tuo nel senso che lo hai contattato te. Sì, allora avremo il grande Mennea Ruggero, nonché della protezione civile, a Barletta lui è il capo, e poi ci darà tutte le spiegazioni. E poi avremo un'attrice di fama nazionale, Giulia Giusto. Ornella Giusto. Hai visto? Ornella Giallello. Uno schiaffo ci vuole a Rosso, perché non ero preparato. Ornella Giusto. Allora andiamo, che dice? Parliamo subito con il nostro Ruggero. Sì. Così. Sì. Ecco, voglio salutare il mio amico René Damiani Carbone, che tra una mezz'oretta si va in diretta con te, René, mi raccomando. E poi salutiamo Antonio Di Quonzo, salutiamo la Vicky, Stellina, Stellina, Carmela Sfregola, insomma tanti amici. Siamo in tanti.
Ruggero, buonasera. Pronto? Ruggero? Nello? Ciao Ruggero, Ciao. siamo in diretta. Buonasera Ruggero. Abbiamo al telefono il piacere di avere Ruggero Buonasera. Ruggero Mennea, nonché anche capo della Protezione Civile di Barletta e non mi ricordo bene se è della BAT, Ruggero. No, è della Puglia. Della Puglia. Sono il presidente del comitato regionale della Protezione Civile della Puglia. Scusami Ruggero. Allarghiamo i confini. Scusami. Ruggero, buonasera, sono Enzo Delli. Bravo. Ciao Enzo. Ciao, è in compagnia di Lello. Allora, Ruggero, come vanno un pochettino le cose, giusto per rompere il ghiaccio? Allora, dal mio osservatorio le cose stanno andando, diciamo, non male, ecco. Non voglio essere troppo Ottimista. ma sono fiducioso perché non ci sono dei picchi molto alti e quindi diciamo che col piano di emergenza regionale che abbiamo fatto siamo nelle previsioni che avevamo elaborato, quindi la situazione è abbastanza controllata, però non bisogna mai abbassare la guardia. Questo è un male, è un virus terribile, è invisibile, è aggressivo e si moltiplica 2 volte e mezza in più, quindi è più veloce, direi quasi veloce come Pietro Mennea, diciamo, è velocissimo nella diffusione del contagio. Leggermente meno veloce. Di Pietro Sì, è un po' meno veloce, perché Pietro arrivava primo su tutti. Comunque, a parte la battuta, voglio dire che c'è molto ancora da stare attenti, da seguire le regole prescritte per evitare di far diffondere il contagio. L'unico modo sicuro è stare in casa, uscire quando è necessario e stare a distanza di almeno 1 metro dagli altri. Utilizzare chiaramente la mascherina quando si va in luoghi come supermercati, negozi. Quindi ecco, se rispettiamo queste regole le cose andranno sicuramente meglio e usciremo presto da questa situazione. Dipende solo da noi. Infatti, Ruggero, tu ad esempio Pronto? senti? noi ti sentiamo bene? Sì, io vi sento. Perfetto, sì. perfetto, anche noi sentiamo bene. Sì, vi sento. Dicevamo, gli uomini discutono mentre la agisce, quindi vogliamo avere rispetto della natura. Non ho sentito bene, Ho detto, gli uomini discutono mentre la natura agisce, quindi vogliamo cominciare ad avere più rispetto della natura. Certo, bravo, hai espresso un bel concetto, perché questo è anche il frutto della nostra disattenzione nei confronti della natura, perché è chiaro che questo virus nasce da qualcosa, non si è materializzato per l'opera dello Spirito Santo, quindi nasce perché evidentemente l'uomo non ha avuto un comportamento corretto nei confronti della natura, e quindi questa deve essere una grande lezione per tutti quanti. Noi dopo questa esperienza saremo più forti, saremo più attenti, saremo più consapevoli e rispetteremo di più chi ci sta intorno, non solo gli uomini e le donne, ma anche e soprattutto la natura. Quindi diciamo è corretto quel concetto che hai espresso, perché alla fine poi che peccato. La riconnessione, si vede che non prende bene lui. A me va bene. Ruggero, ci ascolti? Aspetta, lo richiamiamo? Sì, lo richiamiamo. Ma ti richiamiamo, Ruggero? Ruggero, ti richiamiamo prestissimo. Signori, vi chiediamo scusa, vabbè, ma purtroppo le abbiamo linee, a che fare con le linee linee, così. Lo vediamo anche in Rai, che quando fanno i collegamenti si interrompono all'improvviso. Comunque,
Pronto? Ruggero, Di nuovo, è la linea, Ruggero, purtroppo... Mi avete sentito? sì, no, nel senso che bisogna avere rispetto della natura, e anche perché questo virus non è arrivato per caso, è il frutto anche di nostre disattenzioni, e quindi è questo ciò che stavi dicendo, Sì, Giro. certo, e soprattutto il prezzo che pagheremo, che stiamo pagando già con decine di migliaia di morti, arriveranno. È un prezzo altissimo, per cui noi dobbiamo imparare molto da questa pandemia, da questa emergenza. È una grande lezione di vita, soprattutto. Ruggero, in veste di governante, diciamo così, che poi è anche il termine più giusto, per favore, vuoi dire anche la tua per quanto riguarda il fatto di restare a casa, di attendere ancora, per favore, di dire ai nostri cittadini, ai nostri amici, di avere ancora un pochettino di pazienza? Certo, lo dico con convinzione, perché se la Puglia non ha gli 8.000 morti, sono quasi 10.000 al sud, di persone che hanno perso la vita per il virus, è proprio perché noi stiamo reagendo meglio alle regole di contenimento, perché stiamo a casa, abbiamo avuto il vantaggio rispetto alla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, alla Liguria, all'Emilia Romagna, di saperlo 2 o 3 settimane prima. Ci siamo preparati 2 o 3 settimane prima, e per questo stiamo resistendo bene. Per cui solo se continuiamo a rispettare le regole, a rimanere a casa, noi riusciremo a sconfiggere questo virus, perché il concetto è semplice: il virus si diffonde se da una persona passa all'altra, e se per passare da una persona all'altra è necessario che le 2 persone entrino in contatto, si stringono la mano, si vedono, vanno a farsi la passeggiata. Se invece noi impediamo al virus di passare da una persona all'altra, perché ognuno sta a casa propria, il virus rimane a piedi, rimane isolato e quindi muore. Bravo, e noi non battiamo. Bravissimo. Questa è diciamo, la rappresentazione che si può fare per spiegarla anche a chi sottovaluta questa cosa, chi pensa che sia un'influenza. Non è così. Il virus appena entra nell'organismo attacca subito i polmoni, cioè non ci pensa 2 volte. Se tu hai poi un raffreddore o hai qualche criticità respiratoria, attacca i polmoni e ti blocca il respiro, e per respirare ti devono intubare, se ce la fai ad arrivare in ospedale. Quindi non sottovalutiamo assolutamente. Se noi siamo bravi in queste settimane, riusciamo ad isolare il virus, ecco la nostra vittoria dove sarà. Quindi prendetela seriamente, non scherziamo, ribaditelo sempre quando entrate in contatto con i cittadini, come state facendo adesso, e trasferitevi questo concetto: se noi stiamo a casa, il virus sta fuori dalla porta e quindi muore, è sconfitto. Se invece si trova in giro e passa da una persona all'altra, ha vinto lui e noi siamo fregati. Bravo. No, ma poi è piaciuto un po' a tutti la rappresentazione visiva che hai voluto dare al problema, nel senso che il fatto del virus che rimane a piedi e muore, beh, io mi stavo immaginando il virus che, rimanendo a piedi, deluso, poverino lui, e muore. Quindi, però, Esatto. ad esempio, Ruggero, ci sono alcune motivazioni, visto che ci sono i controlli dove ci sono gli inquirenti che girano, le forze dell'ordine, per controllare che bisogna stare a casa. Ad esempio, ci sono alcune motivazioni che hanno dato gli inquirenti da parte di chi è stato fermato per strada, no? Uno è: vado a pagare l'assicurazione e poi si va a vedere che in famiglia non hanno una macchina. Ascolta. 2, vado a bermi una birra in piazza che ho preso da casa mia.
un'altra può essere, no, può essere stata vado a comprare il cibo per il mio cane e poi vai a vedere che il negozio che vendeva queste cose era chiuso, oppure devo fare una visita specialistica ma non so per che cosa. E infine ce n'è stata una simpatica, vado dalla mia amante, ma per favore non ditelo a mia moglie. Cioè, voglio dire, certo, anche la fantasia diciamo certe volte supera la realtà, no? E quindi queste furbizie prendono in giro se stessi, capito? Non è un atteggiamento da persone consapevoli di correre un rischio, ma poi immaginate se uno, no, utilizza una di queste scuse che tu hai detto e entra in contatto con uno che è contagiato senza saperlo chiaramente, poi che fa? Torna a casa, parla con la moglie, con i figli, e che fa? Contagia tutta la famiglia, no? Tocca la moglie, tocca i figli, e quindi quello diventa un focolaio. Se creiamo questi focolai non ce la facciamo, perché i posti letto, i medici, gli infermieri, gli OS sono in numero inferiore rispetto alla popolazione, ed è matematico che noi usciamo sconfitti. Quindi quando uno va in giro a dire queste scuse, prende in giro se stesso e mette a rischio la propria vita e la vita degli altri. Ecco perché, diciamo, le persone che io vedo portare il cane 10 volte al giorno giù, povero cane, io dico, vedo i cani, dico poveri cani in questo periodo, perché non sono mai stati coccolati come in questo momento, e non stressate nemmeno gli animali, perché gli animali non si utilizzano come scusa per uscire. Bravo Ruggero, bravo. Anche il fatto... Anche la stupidaggine dei bambini, no? Di portare a fare la passeggiata ai bambini. Il ministro dell'Interno è stato veramente infelice con quella circolare quando ha detto che si può portare il figlio a fare una passeggiata. Poi hanno fatto marcia indietro, hanno detto guarda, solo se è necessario un genitore, il giro dell'isolato, ma cioè, non prendiamoci in giro, cioè sacrificarsi per qualche settimana non, come dire, ne vale la pena, perché tu sconfiggi la possibilità di morire. Questo è il punto. Io sono andato nell'ospedale di Biceglie, nel reparto malattie infettive, dove sta la terapia intensiva, ho visto anche amici miei intubati, li ho visti e ho parlato con le famiglie e so quanto stanno soffrendo. E qui non c'è la storiella che hanno messo in giro che colpisce gli anziani, no, colpisce le persone che hanno 1 anno, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, 70 anni. Non esiste la storia che colpiscono solo gli anziani questi virus, quindi prendetela diciamolo sto fatto. Ruggero, ci dice un nostro follower, Felice Masulli, dice però a Barletta si è abbassato di molto il livello di guardia, purtroppo. È vero sto fatto? Ti risulta? No, io ogni giorno sento il sindaco, sento il comandante dei vigili, le forze dell'ordine, il prefetto, siamo in contatto e devo dire che sono molto molto rigidi. Qua sono state fatte multe salate, come sapete, da 300 euro a 3.000 euro adesso la multa, oltre la questione penale. Per cui sapete che cosa c'è? Sono i ragazzi che avevano preso, io ho fatto un video qualche settimana fa perché molti genitori erano preoccupati dei propri figli, perché avevano affittato quei locali sottani, come diciamo noi, no? Come si faceva un tempo. Come facevamo noi i nostri bravo. E compravamo il giradischi, mettevamo i dischi e facevamo le feste. Io ho cominciato a fare il DJ così comunque. Ma io me lo ricordo, mi ricordo vagamente, diciamo che quello era un modo anche per lanciare i nostri DJ. Ecco, i ragazzi fanno così, solo che non ballano più, non sentono più la musica come facevamo noi, come una generazione un po' più ingenua, più genuina. I ragazzi si riuniscono, vanno a comprare da bere, da mangiare, fumano, si ubriacano e chiaramente poi lì creano delle condizioni per contagiarsi. Basta che ce n'è uno che può essere, ecco un'altra cosa da dire ai cittadini, che non bisogna avere per forza la tosse e la febbre a 37,5 per essere contagiati o per avere sintomi di contagio. Si può essere anche contagiati, infettati
senza avere quei sintomi, cioè la persona non lo sa, Appunto, si chiama, diciamo, asintomatico, ecco, no? appunto, sì, sì, sì. E quella persona può contagiare gli altri. Quindi questi ragazzi che vanno ai tottari, io dico ai genitori, tirategli le orecchie, non li lasciate uscire i ragazzi, perché poi se si infettano portano a casa il virus e lì è un guaio, diventa un guaio per tutti. Hai Quindi la ragione. guardia non si è abbassata, anzi è aumentata, perché noi saremo ancora più severi e non c'è nessuno. È inutile che chiamate i politici per dire fatemi eliminare la multa, non esiste. Chi sbaglia in questa fase paga, perché mette a rischio la vita propria e la vita degli altri che stanno rispettando la regola di stare a casa in maniera disciplinata. Io ho mio padre e mia madre da 4 settimane reclusi a casa, ho detto non uscite per niente, facciamo le videochiamate, facciamo tutto quello che vogliamo, ma non si esce di casa. Questa è la regola per tutti. Ruggero, oggi, guarda caso, ce lo fa notare un nostro follower, Giuseppe Mariella Di Vincenzo, dice ricorre l'anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, il nostro precedente Papa, quindi chiediamo anche a lui che ci porti un po' di protezione, un po' di misericordia. Certo. Anche in questo momento la preghiera è una medicina spirituale efficace, perché ci fa raccogliere, ci fa concentrare, ci fa sentire una comunità cristiana che nei momenti difficili si deve riunire, e quindi abbracciare la fede in questo momento aiuta molto, anche perché il fatto di rimanere troppo tempo a casa, soprattutto per chi non è abituato come i ragazzi, fa avere degli effetti psicologici negativi. Allora pregare, pensare che possa passare presto anche con l'aiuto della preghiera va bene. Poi stiamo nel periodo pasquale, quindi diciamo che Gesù è morto lui per salvare gli altri, quindi facciamo un piccolo sacrificio che non è quello di morire sulla croce, ma quello di stare in casa. Non credo che poi oggi stare in casa sia un fatto, come dire, un sacrificio. Ci sono tutte le comodità nelle case. Poi voglio dire alle famiglie più disagiate che da domani, iniziato ieri, c'è il buono spesa che potranno ricevere le famiglie che non hanno reddito, che hanno dovuto abbassare la saracinesca, i bar, le pizzerie, i ristoranti, tutti quei negozi che non possono lavorare adesso. C'è l'aiuto dello Stato che viene incontro per, far fronte alle esigenze delle prossime settimane, per poi sperare, come io credo che avverrà, che lo Stato dia un aiuto a tutti i commercianti, gli artigiani che devono ripartire perché hanno perso il lavoro all'improvviso, e i lavoratori che stanno in cassa integrazione pure, che devono riprendere la propria vita. Quindi facciamo questo sacrificio per salvarci la vita e per salvare anche il futuro prossimo. Beh, questa è una bella cosa che hai detto, Ruggero. E poi dal tono di voce avvertiamo anche nelle tue parole una certa commozione. Ecco, noi ti vogliamo chiedere, Ruggero, l'abbiamo chiesto anche ad altri politici, perché ci piace sapere che cosa si pensa in questo momento, che ad esempio te, a capo della protezione civile pugliese, ti sei chiesto, ma tu vedi che cosa mi doveva capitare in questo momento? Te lo sei mai chiesto? Certo, come no, me lo sono chiesto, e da un lato mi sento penalizzato perché non ho potuto svolgere il mio ruolo in una situazione più di pace, no? di serenità. Però dall'altro lato sono soddisfatto e gratificato perché mi sento utile, molto più utile come politico, perché ho la possibilità di poter aiutare i pugliesi, i miei concittadini, i cittadini della mia provincia, con un impegno che non è solo politico, ma è anche umano, è anche professionale. Cioè io metto a disposizione tutto me stesso per servire la mia comunità. Oggi tu non sai quante telefonate e messaggi ricevo ogni giorno da gente che mi chiede consigli, mi chiede come fare, perché questa cosa è nuova per tutti. Allora tu devi essere in grado di
interpretare questo momento difficile e trovare una parola per tutti, una risposta per tutti quelli che ti chiamano. E questo credo che sia una esperienza straordinaria e irripetibile, perché una cosa del genere non è mai successa. Dopo la seconda guerra mondiale, l'evento più drammatico, più tragico che è accaduto in Italia è questo. No, anche, anche nel mondo, sono tanti. È nel mondo, e quindi anche nel mondo. Io parlo come Italia, ma anche nel mondo, certamente. Allora, in questo momento, secondo me, viene fuori, oltre che il politico, viene fuori l'uomo. Se l'uomo c'è, e allora può servire la sua comunità, può essere utile. Io per questo mi sento gratificato, anche se è pesantissimo mantenere questi livelli, perché devi essere reperibile 24 ore al giorno praticamente, non puoi non rispondere al telefono a un messaggio, assolutamente no. Hai ragione al 100%. Comunque, diciamo, esistono tanti modi per venire contagiati, caro Ruggero. Ad esempio, io credo che l'oggetto più covidizzato del momento sono anche i soldi, anche il trattare i soldi, certo, che molti chiamano lo sterco del diavolo, però io sinceramente non la penso, non sono del tutto d'accordo, perché i soldi bastano quelli che servono per l'indispensabile. certo. Poi, ad esempio, ci sono i citofoni, ci sono le maniglie della porta, insomma, tutte quelle cose che vuoi o non vuoi, bisogna passarci per forza. Quindi diamo questi accorgimenti in modo da poter usare i guanti, in modo, cioè, voglio dire... ma il problema è che siamo impreparati su tutto questo materiale, proprio a Biceglie hanno bisogno di mascherine, di tutte. Il Carlo Crescente ha aperto un sito per far sì per aiutare. Già hanno fatto già quasi 17.000 euro in 2 giorni, e per aiutare, che si può aiutare. Purtroppo siamo anche impreparati dal fatto che non ci sono mascherine, non ci sono guanti, non ci sono... Allora dobbiamo arrangiare per quello che siamo e stare attenti, e non uscendo da casa. Secondo me è la miglior cosa, perché il nemico sta fuori. Quella è la esatto. È proprio così. E quindi voi fate bene, vedi, quando lo dicono i medici, gli infermieri, gli ausiliari, i medici di base, i pediatri, ringraziano loro. Io vado oltre, io ringrazio i volontari della protezione civile, ringrazio gli operatori ecologici, ringrazio i giornalisti, ringrazio quelli che fanno informazione come voi, perché durante questo momento il contatto comunicativo di chi fa trasmissioni come le vostre è importante, è essenziale per i cittadini, perché non si sentono soli, non si sentono abbandonati, e poi grazie a questa comunicazione possono avere delle informazioni corrette, perché girano delle fake news, delle notizie sbagliate, false, che disorientano i cittadini. Quindi bravo, quando si dice, prima cosa, lavarsi le mani sempre, il più possibile, più volte possibile, usare i guanti in questo momento è fondamentale, soprattutto per chi fa anche attività commerciali. Qualcuno mi diceva qualche giorno fa, mi ha chiamato per dire, sai, c'è uno, vado in una macelleria dove il macellaio taglia la carne, c'ha i guanti, taglia la carne con i guanti, però poi prende i soldi in mano e ritaglia la carne. Non si può fare questa cosa, è sbagliata. Tu ti metti un'altra persona che prende solo i soldi con i guanti e il macellaio taglia la carne. Bravo. Quindi anche i cittadini devono fare attenzione a queste cose, perché se non lo prendono in un modo il virus, lo possono contagiare in un altro modo, che è quello che hai detto tu. I soldi sono un vettore micidiale, le maniglie, i citofoni, tutti questi, diciamo, le parti che vengono toccate da più persone. Quindi voi fate bene a dirlo, così come fate bene a dire un'altra cosa, ne voglio approfittare. Se qualcuno si avvicina a persone che hanno diritto ad avere il buono spesa e vi chiede dei soldi, non gli date niente, perché quella è una cosa che vi rispetta di diritto, non c'è un compenso che si può chiedere per compilare una domanda, anzi, chiamate i numeri di telefono del comune che sono pubblicizzati o scrivete una mail
e le domande vi aiutano loro a compilarle. Quindi c'è anche questo sciacallaggio che viene fatto in questo momento sulle mascherine. Volevo rispondere a Lello. Sì, fanno bene a fare queste raccolte di fondi, però quando tu dici non eravamo preparati, e chi era preparato a una cosa del genere? Quanti milioni di mascherine? Noi abbiamo bisogno in Italia di 2 milioni di mascherine al giorno. Chi si poteva immaginare che potevamo vivere una tragedia del genere? E chi poteva avere scorte di 2 milioni di mascherine al giorno? Ma infatti io l'ho detto proprio per questo, che purtroppo se qualcuno li vediamo senza mascherine perché non se ne trovano. Noi quelle che abbiamo avuto, quelle che le abbiamo anche noi abbiamo avuto 2000 da una parte e 145.000 le abbiamo fatti distribuire in tutti i supermercati, che è una bella cosa. Che continuano a distribuire a distribuire, però purtroppo è così, hai ragione al 100%. Chi se l'aspettava una cosa del genere? È giustissimo. Comunque, Ruggero, tornando al fatto di lavarsi le mani, noi sosteniamo comunque che il miglior sapone è il nostro sistema immunitario, le nostre cosiddette sentinelle dell'organismo. Ecco. Comunque, vabbè, questi sono pensieri un po' personali. Dobbiamo continuare invece a gridare, come fece l'ufficiale De Falco a Schettino quando naufragò la Costa Concordia e che diceva salga a bordo. Noi dobbiamo dire resta a casa. State a casa, bravo, è così. Per esempio oggi Ruggero, ho visto un video nelle Murge di tutti quei cinghiali, non so se l'hai visto. Gli animali hanno preso anche il loro habitat, che meno macchine, meno gli animali circolano come le foreste, diciamo. Ecco, è una cosa più indisturbati. Ecco. Che poi, Ruggero, questo è un altro bel problema, Certo, perché noi abbiamo stressato la natura, capito? L'abbiamo stressata in tutti i sensi, abbiamo stressato l'ambiente, l'aria è diventata irrespirabile, abbiamo stressato gli animali, abbiamo stressato le piante, gli alberi, le zone protette, cioè abbiamo esagerato. Questa, per chi vuole dare una lettura, diciamo, non scientifica, è la risposta della natura all'uomo, dove la natura a un certo punto dice basta, fermati uomo, fermatevi, perché siete andati oltre, dovete fermarvi. D'accordissimo con te, Ruggero, l'abbiamo sfregiata un po' la natura, dai, sono d'accordissimo. Abbiamo esagerato. Va bene, Ruggero, grazie. ti auguriamo, allora, innanzitutto grazie per questa disponibilità, veramente ci ha fatto piacere, perché la tua voce è onorevole, più che onorevole, sensata, quindi grazie da parte nostra e di tutti gli amici che ci ascoltano. Abbiamo capito altre cose ancora. Ecco. Ruggero, l'ultima domanda te la faccio io, Ruggero. Sì. Quando la mafia Guarda, è un impegno solenne questo. Ecco, bravo. È una specie di voto, no? Che si fa. Tu sai quando ci teniamo noi. Dopo questa emergenza, diciamo, il simbolo che abbiamo vinto su questa epidemia sarà la statua di Pietro Mennea. Ruggero è un ci farà con il dito all'insù, direi Barlettani, guardate che c'è sempre una divinità superiore che vi guarda, quindi non sbagliate più. Bravo. È un giuramento più che una promessa, Ruggero? Assolutamente sì. Quando volete sentiamoci, quando volete chiamatemi. Certo. Grazie tante, e buona vita e buon lavoro. Grazie a voi. E buon lavoro. Ciao Ruggero. Grazie. Ciao Ruggero, ciao. No, così. Beh,
diciamo che è stata una bella... allora, in attesa del prossimo ospite, come già annunciato Lello prima, Ornella Giusto, io direi di spezzare con una canzoncina. Lei è il tempo che poi ci organizziamo con tutto quanto. Ok. Un bel Luigi Gianfrancesco ci sta. Speriamo che lo troviamo così. Ecco, tutto in diretta. Perché Noi siamo fatti così, siamo veritieri, siamo sanguigni, siamo barrettati. e allora, Mamma mia, allora. quanti amici che ci stanno seguendo. Gabriele. Musica. Sono una festa, ma questa candela uscì sopra corso. A me sprofumato un calzone, sarà tu barbino, metti tutta le sciarpe. Per danzare un salotto, sturre ad occhiello, ogni volta c'è bello. Stanno sempre assettati a mangiare ciucciolata domenica ed in passa è troppo bella sta parlare. Ma te creasce tutti in nudo a te non mi sei che chiamo da città sande che mi ricorda a catarei. È troppo bella sta parlare. Stanno a ponenza che con me. Quando sto vedendo balconi e pava che non mi penso a metterli. E quando la stagione si confonde solo l'onca l'adoro l'umore in vecchiezza. Stanno attenti a mangiare senza stemme cave. Come dietro ma cappando il purlegno è troppo bella sta parletta. Dove sembra fissa tutti nudi e non ci stanno più profondo, stanno buono pure con mangiano carne croccante. Ma non è sembra che sì, e non si portano in traccia, che se fanno che non stai più fatte. E pure lei è cambiata, persone che ha profumato. Non stai a toro tu, ma quando ti affacciavano e spumano parletti in festa. E è troppo bella sta parletta, ma te creasce tutti nudi. A te non mi sei che chiamano da città, sande che mi ricorda a catara. Che sveglio. Anto, e vai. Ci vedrai per la prima volta. Dove sembra festa tutti nudi e non ci stanno più problemi, stanno buono pure che mangiano carne croccante. E è troppo bella sta parletta, ma te piace tutti tu. Quando sto vindo l'evento, balcone e pava che non mi penso a mangiare. Bellissimo. Dai. Allora, Nello, mentre tu prepari la telefonata, io voglio raccontare un retroscena. Siccome faccio un campionato della musica, questa volta italiano, sulla pagina di Enzo Delvi, comunque su Facebook, chiamai proprio l'autore di questa canzone che avete appena ascoltato, che è Luigi Gianfrancesco, e gli dissi: senti Luigi, siccome tu sei un artista barlettano e c'è un altro che è Gino Pastore, vuoi che vi faccio competere? Sinceramente mi disse: no Enzo, dai, non lo fare perché non mi piacciono le competizioni. E ho rispettato questo pensiero, però ci riproverò, glielo richiederò per vedere un po' il gradimento, anche se tu, Gigi Gianfrancesco, sei fortissimo,
poi sei new generation, quindi nessun timore, ecco. Dunque, ci stiamo per mettere in contatto con un'attrice. Ci siamo lì? Sì. Vediamo se ci risponde. Antonio il Piccolo dice che sta seguendo su YouTube, che salutiamo a Baveit. Ciao Vito, Pina. Ci siamo? Buonasera. Buonasera. Bello carissimo. Ciao René. Ciao Lelo. Buonasera. Siamo in diretta, René. Sì, vi sento. Ecco. Innanzitutto buonasera a tutti. Ciao René. Ciao Enzo, ciao Lello, vi stavo Grazie. seguendo in diretta, vi stavo seguendo. Come state innanzitutto? Bene, bene. È una parola che non si può dire, ci difendiamo, ecco. Ci difendiamo. Perché magari questa è la Volevo domanda. sapere, Prego. scusami se mi sentite bene. Sì, Ti sentiamo benissimo. benissimo. Ti sentiamo benissimo. Eh? Allora, Perfetto. ecco, noi il motivo di questa telefonata è che vogliamo parlare con una brava attrice italiana, dove io adesso comunque vorrei fare una breve arringa di ciò che è e chi è Ornella Giusto. Dunque, Ornella è nel cast del Paradiso delle Signore già dalla prima edizione. Nel ruolo e nei panni di Rosalia Caffarelli, quindi nasce a Catania ed è romana di adozione. Poi Ornella Giusto ha una lunga carriera teatrale dove ha lavorato con i più grandi attori, poi ha recitato in tanti film per la televisione, tipo Il commissario Montalbano, nella Danza del Gabbiano, poi Onore e rispetto, La squadra, Distretto di polizia, Soldati di pace, insomma tanta roba. È tanta roba, E dai. in più, giusto per no, perché se dico tutto poi finirei domani mattina, ha anche lavorato per il cinema. Faccio alcuni nomi, ad esempio con Mel Gibson in The Passion, poi in Malena, in Nati Stanchi, Il Consiglio d'Egitto, My Name is Tanino, Il dolce e l'amaro. Beh, non vado oltre. Abbiamo un artista. Non so se abbiamo espletato bene il tutto, René. Sei preparato, Diciamo che Sei preparato bene. ho studiato un po'. Allora, Io prego. di parlare con me, io ti farei parlare direttamente con Ornella, anche perché noi due abbiamo chiacchierato pure stamattina. Sì. Anzi, io mi congedo subito, No, allora con te, salutando. Enzo? René, con te l'appuntamento è fra qualche giorno, dove tratteremo il tema delle discoteche. Perfetto. Va bene? Io di passo Ornella saluto tutti voi e tutti, vedo che avete tante persone che vi seguono, quindi saluto Barletta, mia città natale, e tutti voi. Un grande abbraccio anche a te, Lello. Ciao. Grande. Grazie. Pronto? Buonasera. Prontissimi e prontissima. Lei è pronta, Ornella? Carissimi, io sì, intanto un bacione a Barletta e un abbraccio forte, perché io sono stata a Barletta, l'ho vista, l'ho vissuta qualche giorno, insomma è molto bellina, un amore, bella veramente. Ma lo dici seriamente, Ornella? Guarda che poi Parlo seriamente, ti facciamo c'è il testo della centro verità. storico che è la fine del mondo, è tutto il centro storico. Poi sono stata anche a vedere i Trulli quando sono scesa a Barletta. Lì andai pure a vedere i Trulli, René mi portò a vedere. Beh, se vieni in Puglia Mi fece girare un po' di posti. Comunque anche la Sicilia, che è il tuo paese natio, non scherza a livello di bellezza, eh? Sì, io sono siciliana, sì, è vero, catanese di nascita, romana di adozione, ormai vivo a Roma da 29 anni, però certo Roma è molto bella, anche la Sicilia, insomma, dobbiamo dire che non ci stiamo facendo mancare niente, ma il giro ce lo stiamo facendo tutto.
Catania, Ragusa, Roma, Barletta, insomma. Però non vediamo l'ora, mo a parte gli scherzi, di vederti qui il nostro teatro, il Teatro Curci, lo chiamano il piccolo San Carlo, lo chiamano, no? Proprio a livello di bellezza, di come è fatto. Beh, noi non vediamo l'ora di vederti recitare qui al nostro Teatro Curci, sinceramente. Beh, guarda, io quel teatro lo conosco, l'ho visto, è molto bello, ho visto anche vari spettacoli in quel periodo che ero lì a Barletta, quando è stato, 2 anni fa sono venuta, periodo di Natale, Capodanno, ricordo, ed è molto bello, un bellissimo teatro, magari, chissà, Senti, potrà accadere? Può darsi di sì. Sì, ma sì, accadrà. Ci metteremo lo zampino. Senti, Ornella. A me piacerebbe molto, anche perché è un bellissimo teatro, molto bello, sì. Ornella, allora, prego. No, voi come state? Come state? Ci stiamo siamo rinchiusi, difendendo come tutti gli italiani. Sì, a casa come tutti gli italiani. Ciao Ornella, io sono Lello. Ciao carissimo. Grazie. Sì, ho seguito la diretta, sto seguendo la diretta. Grazie Ornella. Senti Ornella, purtroppo dobbiamo stare a casa perché il nemico sta fuori che ci aspetta. Allora più stiamo in casa il nemico non ci vede. L'unica Infatti, come ha detto poco fa, chi era che ha parlato, perdonami perché ho seguito, però non ricordavo, ha detto delle cose, quel signore della protezione civile ha detto delle cose molto molto vere e molto interessanti. È a capo della protezione civile pugliese comunque. E in un certo senso ha anche rassicurato un po' tutti, perché comunque ha detto delle cose sacrosante che vanno rispettate. Perché molta gente purtroppo è molto impaziente, non si rende conto che più si sta tranquilli in questo momento, prima ce ne usciremo. Purtroppo è così. Comunque io ti volevo raccontare adesso un aneddoto che ho appena letto su mia madre oggi mi diceva state attenti perché ci sono dei ragazzi che dicono che portano il mangiare a casa, eccetera. A Ostia oggi è successa una cosa bruttissima, non so se se l'avete saputo. No. Sì. È successa una cosa assurda, vabbè, carabinieri, Sì, c'ho anche il video, a Ostia dei delinquenti che con la scusa di consegnare mascherine, rapinavano in casa, rendi conto? Che schifo. Beh, quindi è il caso. I delinquenti e li hanno arrestati, a 2 li hanno presi, credo, l'altro forse non l'ho capito dove è andato. È il caso di mettere in guardia un po' i nostri anziani su questi episodi, Ornella? Tu ti rendi conto delle persone così indifese, così, ma poi anche in questo periodo questa gente che si è ammalata di questo maledetto virus, che muoiono soli, persone, cioè io dico, ma un pochino di sensibilità, cioè ci sono veramente persone che non hanno cuore completamente, proprio l'egoismo arriva proprio, ma a parte questi rapinatori, ma è uno schifo, parlo proprio in generale. Ma poi è una vergogna, cioè il fatto già che stiamo in guerra, una guerra che qualcuno l'ha definito la prima guerra mondiale batteriologica. Ma più di guerra di questa è una vergogna, veramente una vergogna. Invece di combattere con le armi si combatte in un altro modo. Allora Ornella, qualche amico ci chiede qual è la parte che reciti nel Paradiso delle Signore? Allora il mio ruolo è quello di Rosalia Caffarelli, la migliore amica di Agnese Amato, la confidente di Agnese, che è starta anche lei. Questo è il mio ruolo. Quindi abbiamo soddisfatto. La migliore amica di Agnese. No, perché sì, stiamo andando anche in contemporanea con YouTube. Ho visto che Giuseppe è passato da Facebook a YouTube, e vuol dire che YouTube si vede meglio forse. Ok. Allora, Ornella, voglio chiedere. A me comunque mi rivedranno perché io ci sono sempre, perché da 2 anni che ci lavoro. Quindi ci sono dei momenti che mi si vede un po' di più, altri momenti che possibilmente si stanno sviluppando altre storie, perché siamo tantissimi gli attori, no?
quindi per rendere anche un po' di sostanza, sai, un po' lo spettatore, sai, deve anche un po' seguire un po' tutte queste vicende, tutte queste storie, quindi a giro giriamo tutti, no? Io adesso per esempio il mio ruolo si sta sviluppando molto pian piano, però ci sono da 2 anni, e io adesso ritornerò all'episodio 136, quindi in aprile, dopo la metà di aprile. Ok. Senti, Ornella, ma in quanto tempo riuscite a registrare una puntata? Quanto tempo va via? Beh, guarda, allora io ti dico una cosa, io ti posso dire per quello che sto facendo, a parte che loro lavorano con diverse unità, ci sono diverse unità, quindi ci sono 4 registi, e ogni regista a giro alternandosi girano varie scene, no? Quindi dipende da tante cose, perché a volte ci sono cose un po' più lunghette, altre meno lunghette, quindi sai, molte cose cioè non ti so rispondere esattamente a questa domanda. Comunque il tempo ci vuole, ecco, per girare. Certo, i tempi sono molto veloci, si accelerano, è tutto molto accelerato. Vabbè, quindi i ritmi sono molto veloci, perché comunque le puntate sono 160 quest'anno, l'anno scorso erano 180, quest'anno 160. Calcola che poi ogni puntata costava 100.000 euro a puntata l'anno scorso, quest'anno costa 60.000 perché hanno tolto il 40%. Tu lo sai che era successo quel problema che la RAI voleva togliere, tagliare, insomma, questa SOS, cioè il Paradiso delle Signore doveva non esserci più, poi invece tutto è andato bene, fortunatamente. Quindi mi hanno poi riconfermata. Hanno riconfermato tutti gli attori, però per loro, per chi è che ha dovuto, per la produzione e tutto, i costi sono stati pazzeschi, perché hanno dovuto di nuovo riallestire tutto il set, le scenografie, tu ti immagini, no? Hanno dovuto prima smantellare tutto e poi di nuovo rimettere tutto punto a capo come era prima, quindi pensa quanti sacrifici, quanto scompiglio c'è stato. Però poi alla fine, insomma, abbiamo vinto, ci siamo riusciti, hanno capito che comunque l'audience c'era, ed era anche abbastanza buono. Fate compagnia, perché proprio a quell'ora, diciamo, c'è una povertà di offerta. Io non nascondo che diverse volte... Noi abbiamo un audience altissimo, noi abbiamo raggiunto addirittura in questo periodo proprio alto, siamo arrivati già al 18% di share. È buono, è ottimo. Ecco, comunque è molto alto. Con la bravura di voi attori in quel cast, in più la bellezza di voi attori, questa è una bella calamita a tenerci incollati alla televisione, cara Ornella, Certo, sì, questo sì, perché comunque i miei colleghi sono molto bravi, stiamo cercando in un certo senso di mantenerci sempre naturali, spontanei, e poi devo dire che la produzione sta lavorando molto bene nella scelta di tutti gli attori, i casting sono bravissimi, quindi dalle figurazioni, dalle comparse, dalle figurazioni speciali, gli attori e tutti, no? Diciamo la troupe è ottima, c'è un ottimo cast, c'è diciamo è tutto molto in maniera molto meticolosa e attenta, è seguito tutto in maniera ottima, ecco, secondo me non c'è una sbavatura, non perché ci lavoro io, però c'è una grande professionalità e serietà sul set, e anche un affiatamento tra noi colleghi, siamo molto uniti, insomma. Si lavora con molta serenità e molta tranquillità, poi persone tutte molto pulite dentro, persone vere, persone pulite, genuine, molto umili. Si nota. Ora, ma voi state a Catania o a Roma? Ora, Ornella? A Roma. State a Roma? No, io vivo a Roma, sto qui, ho la mamma, la nonna, i nipoti, però per il momento non posso vedere nessuno perché siamo completamente bloccati, e tra l'altro da una parte all'altra non ci si può spostare con la macchina, comunque devi avere l'autorizzazione, e comunque abbiamo deciso, dato che a casa di mamma ci sono 2 persone anziane,
di stare tranquilli e di starcene a casa tranquilli prima che succeda qualche cavolata, Brava, anche perché brava. noi non abbiamo, facciamo corna, non abbiamo sintomi, può darsi che siamo asintomatici come può darsi che non abbiamo nulla, però ovviamente è meglio riguardarci e proteggere le persone e proteggerci. Brava, brava Ornella. Quindi Senti, quando finirà tutto, intanto si resiste, ogni tanto qualche lacrimuccia esce, perché Brava, è normale, brava. perché mi manca molto la mia famiglia, io sono molto legata, nel No. senso noi siamo una famiglia molto unita, quindi Orne, chi resiste esiste. chi resiste, chi insiste, resiste, raggiunge e conquista. Si dice. E persiste. Ornella, ascolta, ti voglio fare una domanda. Prima del coronavirus, com'era lo stato di salute dei nostri teatri italiani? Dei nostri, scusami. Teatri italiani. Beh, guarda, lo stato di salute dei teatri italiani è in crisi, nel senso che sì, si fa teatro, tutto quello che vuoi, però c'è molta crisi, già la crisi è iniziata già da un bel po' di tempo, no? Sì. Gli spettacoli li vedi, si fanno, però con grande fatica. Adesso siamo completamente bloccati e fermi, quindi tu immagina, no? Come stiamo? Se già si andava avanti a fatica prima, pensa adesso. Senti, Ornella, come si può fare per appassionare i ragazzi al teatro? Che cosa si potrebbe fare? Che cosa si potrebbe inventare? Niente, devono restare a casa in quarantena. Restate a casa, non vi muovete perché il teatro è un brutto virus. Questo gli direi. Allora no, guarda, ti dico, il teatro è bellissimo, il mio mestiere è un mestiere stupendo, bello perché ti metti in gioco, è bello entrare nei personaggi, è molto terapeutico, però bisogna farlo con grande, a parte la passione che è importante, l'amore, tutto, la dedizione, eccetera, bisogna essere testardi, capardi, determinati e capire esattamente dove si vuole andare, perché se non si hanno le idee chiare non si va da nessuna parte. Tra l'altro è un lavoro talmente difficile che se non si ha la testa dura, bello, tosto, che se non ci si mette a studiare è dura comunque. Sì. È dura, la gavetta ci vuole, le esperienze ci vogliono, però uno dovrebbe non demordere, deve resistere. Io sono sempre del parere che se un ragazzo giovane vuol fare teatro e ha anche la passione, la voglia di fare l'università, che facesse entrambi le cose. Studi, ti piace come passione, frequenti il teatro, ti fai una scuola di teatro perché il teatro ti aiuta anche su altre cose, no? A scioglierti, a superare le tue paure, le tue insicurezze, a migliorarti, no? Anche in altre attività, in altri settori, certo. Giusto? Non è che per forza... E poi decidi esattamente, però avere le spalle comunque coperte e trovare anche qualche altra opportunità non sarebbe male, perché i tempi sono molto duri e molto difficili, tutto è cambiato, per cui è un grande rischio oggi, insomma, fare questo mestiere. Non è una cosa facile, non voglio buttare giù nessuno, però il teatro lo puoi fare quando vuoi, il teatro tu lo puoi fare quando vuoi, anche a livello amatoriale, e puoi anche provare, però io sono sempre del parere che bisogna avere comunque le spalle coperte, sempre. Tu calcoli, perché io prima di fare quello che sto facendo, io ho lavorato in un negozio di antiquariato, ho lavorato per gli aeroporti di Roma, quindi studiavo e lavoravo, andavo in accademia e lavoravo sempre. Quindi diciamo che... Poi mio fratello ha aperto... Prego. Dico, poi mio fratello poi ha aperto un'agenzia di spettacolo a Roma, la Black and White, che è abbastanza conosciuta, è molto, molto importante, e lavora benissimo lui. E io lavoravo con lui, gli davo una mano perché mi dividevo tra l'accademia e lavoravo perché dovevo comunque guadagnare. Con quei soldini io investivo sul mio lavoro, quindi il book fotografico, lo showreel, quindi il video con i trailer, andavi a fare i provini, hai un agente che ti mandava i provini, no? E quindi, ma è lunga, cioè non è una cosa, cioè bisogna avere una grande pazienza, cioè tu ci devi stare proprio dietro al tuo lavoro, sei un imprenditore di te stesso, devi investire continuamente
sullo sport, sull'alimentazione, sullo studio, continuamente. Cioè non è che una passeggiata che uno dice io, a meno che uno non lo vuole fare a livello amatoriale, dice io la mattina vado in banca a lavorare, poi ho creato una compagnia teatrale, un gruppo, che ben venga, il teatro è molto terapeutico, fa bene, e allora lì uno può fare tutto quello che vuole, anzi un amatore, un amatoriale è più fortunato di noi attori professionisti, perché almeno gli amatori hanno i soldi per potersi pagare le scenografie, possono organizzare tutto quello che vogliono alla fine, capito? Poi se il teatro non lo fanno, hanno uno stipendio dall'altra parte. Noi professionisti non solo dobbiamo lavorare molto per avere tanti contributi e poter poi avere la pensione un domani, perché anche noi prendiamo la pensione, ma dobbiamo lavorare tanto, capito? Hai ragione. Quindi non ti puoi fermare, ti devi dividere, se tu fai del cinema, la televisione guadagni molti più soldi, il teatro non è che paga come ti paga la TV, ma se fai la TV devi avere una continuità. Quindi la continuità ti porta ad avere delle entrate, da quella continuità che hai devi avere altri lavori che si agganciano a quell'altro lavoro, e allora se tu riesci, però ti devi giocare una grande carta, capito? Devi lavorare molto a livello psicologico, cioè devi lavorare molto su te stesso, insomma ci devi stare dietro. Devi provare. Non mi ricordo l'altro tuo collega, il nome. Lello. No, Ornella, te la voglio fare io una domanda. Visto che io sono un fan accanito, me ne vado pazzo di Mel Gibson, ma com'è Mel Gibson non attore? E tu che hai avuto guarda, lui è una persona molto sensibile, molto sensibile, cioè almeno sembrava una persona molto affabile, molto sensibile. Anche un simpaticone sul set, ricordo, si metteva addirittura pure il naso da clown, a volte faceva le cose comiche, simpatico, perché allora è lui. Caratterialmente lui è un giocherellone, capito? Però è un grande, bravissimo, cioè quando faceva vedere la caduta dalla scala, per dire, dalle scale si arrotolava, bravissimo, un grande attore, preparatissimo, e poi simpatico, sempre col sorriso sulle labbra. Un lavoro molto serio, molto religioso, e tutte le mattine andava a pregare alle 4 del mattino, quindi un credente proprio. E poi il lavoro che fa sugli attori è straordinario, lui ti segue, perché lui, essendo un attore, anche se aveva in mano la regia di The Passion, però si mette molto nei panni di un attore, no? Si mette molto nei panni dell'attore, quindi lo segue, lo guida. Ornella, però uno troppo religioso che poi fa un film The Passion che è piuttosto crudo, cruento, immagino... Ma lui è cruento perché, allora guarda, da quello che io ho letto, lui ha letto moltissimo, si è preparato molto, lui ha voluto lavorare molto sulla passione di Cristo, cioè su quello che è successo in maniera, capito, cioè non si è voluto risparmiare, ecco, ha voluto raccontare, ha voluto riprodurre ciò che è stato realmente, comunque. Perché realmente a quei tempi quello accadeva. Lui ha tantissimi libri, tante cose, no? E si è fatto un'idea. Prima di fare un film del genere, quel film ha avuto un incasso pazzesco, quel film, non so se tu lo sai. No, lo so, è stato anche un po' criticato per le scene violente, però che vuoi, meglio la realtà violenta o una bugia scema? Lui ha voluto fare vedere la realtà di come sono andati i fatti, non ha voluto parlare come hanno fatto in molti, di far vedere solo una certa facciata. Lui è andato oltre, cioè ha fatto vedere quello che realmente è accaduto. Se questo film dovevano censurarlo, dovevano chiuderlo, lo avrebbero bloccato, invece questo film ha girato in tutto il mondo, cioè è stato proiettato dappertutto, lo hanno visto dappertutto, capito? Ornella, un amico ci chiede, attualmente in Italia c'è qualche attore che bene o male rispecchia la bravura di Alberto Sordi, il carisma di Alberto Sordi? No.
No, No, secondo me no, mi dispiace, no. Secondo me no, perché lo sai Dica la perché non si sincerità. possono fare questi paragoni, te lo dico subito. Allora, ogni attore ha un suo carattere, una sua personalità, un suo modo di essere, un suo essere originale, ok? Quindi Alberto Sordi è stato Alberto Sordi e rimarrà per sempre Alberto Sordi. Anna Magnani era ed è e rimarrà per sempre Anna Magnani, come la Loren e come chiunque altro attore straordinario, Vittorio De Sica e quant'altro. Come oggi abbiamo un Pierfrancesco Favino, abbiamo uno Stefano Accorsi, hanno il loro modo di recitare, il loro modo e vanno al passo con i tempi. Quelli erano altri tempi, oggi ci sono altri tempi, quindi d'accordo. automaticamente si va avanti e ci si adegua in base a quello che i tempi, capito? Quindi Quindi voglio dire, non è che si può fare il cinema di una volta, quando oggi ci sono altri mezzi, si va avanti su tante cose. Oggi, se Alberto Sordi fosse stato ancora vivo, per dire oggi, adesso nel 2020, si sarebbe adeguato con i filmetti che fanno adesso, oppure avrebbe guardato. Io vengo da un certo tipo di cinema, a me non me ne frega niente, per dire, di quello che fanno in televisione, un po' come Giannini. Giannini, per esempio, fa molto teatro di un certo livello, ormai si fa molti recital, molte letture perché si è stancato, forse ne ha anche fin sopra i capelli, e automaticamente quindi il cinema, che cinema c'è adesso? Io non lo so, si fa cinema adesso? Cioè trovi dei bei film, delle cose carine, divertenti, però insomma io per esempio oltre a guardare i film italiani guardo moltissimo anche i film americani, ti dico la verità, perché io adoro anche gli attori americani, a me piace molto la spontaneità, no? Come loro entrano, perché proprio la spontaneità loro ti fanno proprio vivere, c'è questa generosità negli attori americani di entrare dentro questi personaggi, c'è proprio uno studio dietro pazzesco, ma in maniera molto, molto bella, no? Non che gli attori italiani non lo siamo, però io amo molto quel tipo di recitazione, molto americana, molto stanislattiana, a me piace questo, però dobbiamo anche dire che comunque di bravi registi italiani e attori italiani ce ne stanno, se vogliamo parlare, però onestamente parlare di paragoni, che oggi c'è un Alberto Sordi, mi viene proprio da ridere, come dire, che ne so, se un quadro di Picasso o un altro che ti vorrebbe imitare Picasso e tu possibilmente mi chiedi, ti faccio un esempio, come ti sembra il quadro di Tizio e il quadro di Picasso, che sono un po' similari perché lui si avvicina molto allo stile di Picasso, ma Picasso rimarrà sempre Picasso. È preferibile invece che oggi gli artisti di oggi, chi vuol disegnare, chi vuol dipingere, che esprimesse tutta la sua creatività ed espressione dell'anima, perché la pittura, il disegno, tutto quello che sia l'arte è un'espressione dell'anima e in ogni essere umano ogni essere umano è unico nel suo essere. In ogni essere umano c'è un Dio, c'è una verità, c'è un'espressione dell'anima di come tu sei, del tuo vissuto, quindi non si possono fare paragoni, secondo me. Lo stesso vale per la musica, lo stesso vale per i DJ, lo stesso vale per ogni forma d'arte. Vale per i DJ, ognuno è libero di esprimersi come vuole, almeno io vivo e lascio vivere personalmente. Brava. Se uno è più bravo dell'altro dipende, ma anche dire quello è più bravo dell'altro, intanto quello lì che si dice che è meno bravo, intanto c'è un pubblico che lo segue, quindi possibilmente non ha quell'altro pubblico ma ne ha un altro, cioè voglio dirti, capito? Brava. Senti, allora Ornella, per chiudere che siamo arrivati addirittura d'arrivo, c'è un'ultima domanda per te. Ad esempio, hanno tagliato i costi alla sanità, hanno tagliato i costi alla cultura in generale, ma si può vivere così, tagliando i costi alla sanità, tagliando i costi alla cultura? Cioè, ma si può andare avanti così, Ornella? No, allora, vabbè, è normale che pure tu mi diresti no, è impossibile. Allora io ti dico una cosa,
è come se non volessero dare respiro a nessuno, cioè tagli questo, tagli quello, tagli quello, tagli quello, cioè va a finire che noi non so dove finiremo, capito? Cioè, la situazione, allora io ti dico una cosa, ti faccio esempio, secondo te questo coronavirus, questo Covid-19, questo signor virus, questo grande re che è arrivato insieme a a tutti i suoi soldati, insieme a tutti questo esercito, ok? Di ceppi pari che stanno rapidamente ammazzando un sacco di persone, ok? Perché si stanno facendo una bella scorpacciata a destra e a sinistra. Allora, e poi li vedi a Catania, li vedi in Puglia, li vedi a destra, se ne vanno in Lombardia, insomma sta succedendo un macello. Li vedo come tanti soldatini, sai, di quelli però tipo indemoniati, sembra quasi un demonio questo virus, quindi dei diavoli che si sono proprio agguerriti. Allora io mi faccio una domanda: cos'è tutto questo che sta accadendo? È perché la colpa è nostra, che abbiamo strafatto, e quindi è arrivato il momento di darci tutti una ridimensionata, come se qualcuno avesse detto alt, fermiamoci, quindi togliamo i diavoletti, alt, fermiamoci, quindi qualcuno che dall'alto sta dicendo fermiamoci e un attimo, diamoci una ridimensionata, purifichiamo l'aria, purifichiamo questo per poter... Oppure è perché c'è poca fede e quindi ha preso il sopravvento il demonio in questa situazione e adesso ci stiamo tutti riavvicinando alla fede che dobbiamo tutti pregare? Oppure io non lo so, oppure è la natura che si sta ribellando, per esempio, perché c'è troppo inquinamento, perché la colpa è anche dell'uomo, di noi, capito? Perché se tu ci fai caso, io ho detto delle tre cose perché sto facendo un po' di filosofia, no? No, stai dando la possibilità a ognuno di noi, dopo che finirà questa bella puntata, di riflettere, ma la pensa come, e ognuno si dia una risposta da solo, perché la verità sta in tutto ciò che hai detto. La verità sta dentro di noi, la verità, caro Enzo e caro Dello, sta dentro di noi. Significa che adesso qualcuno ha detto restate a casa, non vi muovete, perché hanno deciso che questo virus sta colpendo a destra e a sinistra. Allora io voglio dire una cosa: ma che ne sappiamo se questo virus non è una fonte di guerra? Anche quest'altra ipotesi, potrebbe essere qualcuno che ha scatenato una guerra tra due popoli, per esempio, tra due situazioni, e che quindi ci stiamo andando di mezzo tutti, per esempio. Potrebbe essere anche un'altra ipotesi, ok? Che ne so, tra l'America e la Cina, per dire. Ora io sto un po' fantasticando con il mio cervello, cioè perché tutto è partito da là, da su, e poi piano piano siamo andati verso giù. Poi ci sono dette tante altre versioni, prima era il cinese, poi il pipistrello, poi quello, poi quell'altro, cioè ci sono state tante versioni che hanno cambiato 2000 versioni, no? Poi un'altra cosa, calcoliamo anche che la sanità, dobbiamo dire anche un'altra cosa, molte volte i vaccini, per esempio, devono fare un vaccino, devono risolvere un problema dell'HIV, devono risolvere... Da quanti anni è che ci mangiano sopra su questa storia? Che molti vanno avanti con gli antiretrovirali, quelli vanno avanti con altri farmaci, quelli perché non trovano il vaccino, non trovano il coso per bloccare questa cosa, non trovano... E quindi la sanità ci ha mangiato sopra, ok, su queste situazioni, no? Dobbiamo riflettere anche su questo. Certo, anche su questo. Approfittano su questa cosa qui. Bene, ora all'improvviso, di che si era parlato male a volte della sanità, degli ospedali, di come vanno avanti le cose, improvvisamente, forza, tutti quanti con i medici, tutti quanti, chiaro, sono tutti straordinari, non lo metto in dubbio che si stanno dando... Però è come che da quando c'è questo benedetto coronavirus, è come se all'improvviso non si parla più dell'oncologia, dei malati di cancro. Ma ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto che non esiste solo il coronavirus e che qui, porca puttana, stanno morendo tante persone che hanno tante malattie, che hanno tanti problemi, chi ha il cancro, i bambini che muoiono di leucemia, e all'improvviso ci stiamo sensibilizzando tutti, poverini, stanno morendo tante persone solo per il coronavirus, ragazzi, quando in questo momento stanno morendo tante altre persone
gente che si rompe il piede e negli ospedali dicono no, non lo porti in ospedale, lo lasci un attimo così. Ma stiamo scherzando? Ma dove siamo arrivati? Addirittura... E allora io, perché... Brava Ornella, brava. Perché io mi devo limitare a dire la mia? Perché io sono l'unica, forse, che adesso io sto dicendo in questo momento questa cosa, ma io sono sicura che lo diciamo tutti questo, però io voglio dire, cioè cerchiamo di stare un attimo, perdonami, io ho dato tante ipotesi, ho riflettuto tanto, però dico, adesso parlando della situazione reale, cerchiamo di essere, ora torniamo, io adesso Ornella torna con i piedi per terra e vorrei essere realista. Se il qui e ora significa adesso, ora, com'è la situazione? La situazione è che dobbiamo rimanere a casa. Quindi dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo salvaguardare tutti, dobbiamo riguardarci, dobbiamo salvarci, il sedere, in tutti i sensi, il sedere da un punto di vista di salute, il sedere per l'economia, il sedere perché poi il lavoro, sai, i soldi, tutto, cioè, la gente che ha difficoltà economiche. C'è una situazione devastante e non eravamo preparati perché in tutti questi anni, che cosa è successo prima del coronavirus? Tutte le stronzate che hanno detto i politici, tutte le promesse che hanno fatto, ma ne vogliamo parlare? Questa catastrofe, questo casino per il coronavirus, che non ha le mascherine, hanno detto che devono mandare le mascherine, ma dove sono queste mascherine? Che ne mandano 50 mascherine per ogni farmacia, ogni 20 giorni, un mese. E se questo problema era così grave, loro dovevano sbrigarsi a dare le mascherine per giunta gratis a tutti, non fanno pagare le mascherine a destra e a sinistra. Ok? Poi un'altra cosa vorrei dire, all'interno dei supermercati che fanno lavorare quelli dei supermercati che stanno a strettissimo contatto con i clienti, questi del supermercato, l'altro giorno, uno di questi, gli ho detto mi stia a 2 metri di distanza, che io devo andare a prendere il pane, scusi, e quello che lavora là dentro, sa cosa mi ha risposto? Signora, io non stia tranquilla che per stare qui evidentemente non ho nulla. Io ho detto, e lei come lo sa che non ha nulla? Mettiamo caso che lei è un asintomatico, per caso le hanno fatto il tampone? Cioè, tu ti rendi conto che cosa si va incontro ogni giorno, come tu devi lottare ogni giorno? Non so se mi spiego, io sto raccontando degli aneddoti. Ti sei spiegata alla grande, giusto, Ornella. sei andato giusto. Sei andata giusto, Ornella. Hai detto la pura santa verità, che purtroppo i politici non vogliono per non far sì che si aggravano le cose, ma la realtà è quella che hai detto, è la verità. È la verità, Ornella, è la verità. Sì, quello che vorrei dire una cosa, il politico non deve ragionare con la politica, il politico deve ragionare a essere umano. Tu, politico, sei un essere umano, vai al bagno a fare la pipì, perfetto, vai a fare le tue cosine in bagnetto, lo facciamo anche noi, bene, mangi, dormi, fai quello che devi fare, bene, vai a fare la spesa, bene, vuoi la casa tua pulita, bene, e allora metti ordine, perché tu hai una responsabilità di governare e che governa come Dio comanda, perché tu sei un cittadino anche tu, sei un essere umano anche tu, e tu in primis ti devi fare un esame di coscienza. Io sono in grado di portare avanti un popolo, una situazione del genere, di governare? Di chiunque politico lo sto parlando. Sì, Invece fanno la gara a chi raggiunge più voti, perché devono dimostrare chissà che cosa. Ma ce ne fosse uno che parlasse di meno, e veramente dimostrasse con i fatti la di dare sensazione, il meglio, il massimo. Ornella, sai qual è la sensazione? Quella di navigare, cioè noi stiamo navigando senza un timone, ecco, senza così, in balia del vento, in balia delle onde. Non abbiamo una bussola, una direttiva precisa. Stiamo un pochettino navigando così alla chi se ne, no, alla chi se ne frega, alla Carlona, senza una guida, ecco. Comunque Ornella, ti faccio i miei complimenti. E allora io dico una cosa, allora posso dire una cosa, la migliore guida siamo noi. Restiamo a casa, proteggiamoci dal virus. Qualcuno ci ha detto di farlo, bene, facciamo, però noi in questo momento dobbiamo prendere in mano le redini, avere le palle, tirare fuori le palle, scusa se parli in questo modo, avere una grande forza, una grande grinta, una grande determinazione. Dobbiamo
come dei soldati fermi, con la testa ferma, con i piedi ben saldi a terra, mettere regime, ma regime non ora, anche dopo, quando finirà tutto. Bisogna darsi una ridimensionata, tutti quanti, perché non si fa altro che andare di corsa. Ora all'improvviso tutti quanti dicono: io sto a casa, mi sto godendo i figlioli. Ma che cacchio di ragionamento mi fate? Ma che ragionamento fanno? Non dico tu. Che ragionamento mi fanno le persone? Cioè, che cosa mi state venendo a dire? Io per esempio sono abituata a stare a casa, sono abituata a godermi la mia famiglia, sono abituata a tutto, anzi ti posso dire il contrario, cioè quando la gente dice: ah sì, mi sto dedicando alla casa, sto facendo quello, ma scusa, ma allora che cosa avete fatto in tutto questo tempo? Ma che ci voleva un coronavirus per dedicarvi alla vostra famiglia, ai vostri figlioli, ai vostri familiari? Oddio, sto ritrovando la musica, oddio, sto ritrovando gli affetti, oddio, ma vi state prendendo per il culo per caso? Ornella, e poi si lamentano, adesso qui devo... Ornella, però c'è da dire, così giusto per stemperare un pochettino, c'è da dire che se uno vive in una casa, no? E magari non ha nessuno, vive da solo, non ha ospiti, non ha niente, la casa la lascia un po' in disordine, la lascia anche un po' impolverata, diciamolo. Forse sto anche parlando un po' di me, però se sa che arrivano gli ospiti, se sa che arriva qualcuno, se sa subito ti metti in moto, è un po' così ha fatto il coronavirus per la gente, nel senso che vabbè, poi devo fare quei servizi, poi li faccio, devo fare quelle pulizie, poi le farò. Adesso sì, hai ragione, però io parlo degli affetti, delle cose, cioè io quello che voglio dire, io mi auguro che quando si uscirà da questa situazione, che tutti quanti cerchiamo di perché io vedo gli occhi diversi adesso delle persone, più affabili, le persone che ti salutano per strada, ci si aiuta gli uni con gli altri, anche qualcuno è diventato un po' più morbido, per dire, no? Se possibilmente. E poi vedi anche i cani arrabbiati, i cani rabbiosi anche, nel senso vedi le persone che litigano tra di loro, li vedi ancora, no? Perché c'è il nervosismo di molta gente che non riesce possibilmente a stare a casa, gente che non va d'accordo tra marito e moglie, che quindi il lavoro fortunatamente distrae, quindi i rapporti andavano avanti tanto per andare. Chissà quanta gente si separa, si lascia in questo periodo, che si stanno scannando perché si sta tutti in casa, perché poi la convivenza non è che è facile con le persone, no? Infatti. Quindi quello che voglio dire, da questa situazione si vedono tante cose, le persone che non sono mai state ferme, che sono sempre fuggiti da se stessi, in questa situazione possono ritrovare se stessi, un equilibrio, che ne sappiamo, o possono anche soffrire maledettamente perché non sopportano lo stare a casa senza far niente, oppure ci sono quelle persone che entrano in depressione perché non hanno hobby, non hanno interessi e che quindi vivevano di solo lavoro e quindi nel momento in cui stanno a casa si fanno due cavoli così, per dire, no? Quindi ci sono tante situazioni che comunque non so alla fin fine cosa, se serve tanto parlarne. Non serve parlarne. Allora, siccome siamo persone adulti, io il consiglio che vorrei dare, più che consiglio, non mi va di dare consigli perché non sono nessuno, però sto dicendo, cerchiamo di provare almeno a ragionare molto con la testa, a fermarci un attimo e approfittiamo di questo silenzio. Cerchiamo di trovare i nostri silenzi, lo dico anche a me stessa, perché è fondamentale tornare al nostro centro, il centro di noi, il centro, per poter poi mettere tutto in equilibrio, riassettare tutto e ricominciare da capo, proprio una specie di disintossicazione dello spirito, della nostra coscienza, di tutto. Brava, c'è una forma, se tu ci fai caso, si sta disintossicando pure l'aria qui a Roma. Gli uccellini li senti cinguettare di più. Da noi sono ritornati i delfini. Ornella, in base al discorso che facevi prima, sai, per le coppie che adesso forzatamente stanno in casa, c'è una massima di Alda Merini che mi piace tantissimo e dice così: a volte ci si lascia per riflettere e a volte si va via dopo aver riflettuto.
effettivamente non è che si sbaglia. Senti, allora Ornella, prima di chiudere, gentilmente, vuoi, tu hai un sito personale in modo che i nostri amici ti possano guardare, possono vedere i lavori che hai fatto, insomma, possono approfondire di più la persona di Ornella Giusto? Chi vuol vedere i miei lavori, perché a me fa piacere, insomma, farmi conoscere un pochino nel mio percorso che ho fatto, perché io sto sempre molto con i piedi per terra, cioè a me piacerebbe molto. Se loro sono interessati a vedere, per esempio su YouTube, possono vedere qualche lavoretto mio di teatro che ho fatto io mi sono sempre autoprodotta, mi sono trovata sempre qualche soldino per i fatti miei, ho fatto delle produzioni mie, no? Spettacoli andati molto bene in Sicilia, anche qualcosa a Roma. Adesso sto preparando un lavoro nuovo su William Shakespeare, un lavoro che io sto lavorando a questo progetto mio nuovo a 4 mani, con uno studioso di Shakespeare, lui è dell'Emilia Romagna, una persona a modo, una grande persona, e stiamo lavorando su un nuovo progetto mio e ci lavoriamo appunto da settembre, agosto-settembre, perché è un lavoro, sai, raccogli tanto materiale, poi io devo lavorare sulla drammaturgia, per poi lavorare sulla regia e quant'altro, le musiche da abbinare, perché un monologo è un lavoro molto articolato, però bello, sai, Shakespeare è tosto, non è una passeggiata. Ritieni Shakespeare è il teatro. Il più grande drammaturgo di sempre? Grande drammaturgo di sempre, quindi il teatro e la parola è tutto, le emozioni, tutto c'è all'interno. Perfetto. E quindi nel frattempo possono vedere qualcosa lì su Google, vi possono seguire sulla mia pagina Facebook o Instagram. Alla voce di Ornella Giusto. Ornella Giusto. No, Ornella Giusto, sì. Quindi dice Vulmaro, Ornella, dove preferisci recitare? Teatro, cinema o serie TV? Chi lo chiede questo? È un nostro amico dalla Spagna. Ecco, ce lo chiede dalla Spagna. Ah, cos'è che chiede? Scusami, perché non ho... Dove preferisci recitare? In teatro, in cinema o serie TV? Allora, guarda, allora, a me, cioè, fare il mio lavoro, interpretare vari ruoli, a me piace sempre, però se devo mettere al primo posto io metto il teatro, perché quello che ti dà il teatro, anche, voglio dire, quando tu reciti e interpreti un ruolo, come ho detto poco fa, è bello, però sai, il teatro e la palestra è importante per un attore, l'attore viene dal teatro, quindi parti dal teatro, dalle basi, no? Il cinema... Quindi il teatro ti dà delle emozioni pazzesche, bellissime, e c'è una grande responsabilità, c'è tutto. Il cinema se sbagli una scena la puoi rifare, il teatro è l'arena, lì sei un gladiatore e poi ci sono i leoni. Quindi bisogna fare attenzione. Poi c'è l'impatto con il pubblico, c'è il pubblico che giudice, insomma il pubblico maestro, molte volte io dico pubblico maestro anche se qualcuno non è d'accordo, però comunque per un attore è importante fare teatro, secondo me, per un attore professionista, un attore che ama questo mestiere, il teatro è importantissimo, cioè ti dà delle emozioni fortissime, proprio l'impatto col pubblico, l'energia che si viene a creare, tutto. Poi in contemporanea ti fai la televisione, ti fai il cinema, che entrambi sono belli, sono buoni, se lavori con bravi registi, è bello anche quello, insomma. Ovviamente è normale, la televisione e il cinema pagano molto di più. Infatti. E poi sempre quel maledetto dio denaro, sempre quel maledetto dio denaro. Deve comandare. Però certo, ma non è il maledetto, il fatto è che io non sono venale, no? Perché non è quello, però sai, è importante comunque avere la continuità, avere le entrate che ti danno tranquillità, è normale. Stiamo scherzando. Allora, dice... No, non sono una donna che pretende, ti dico la verità, non sono una donna di queste, sai, che pretende... Ornella, un nostro follower ci scrive:
nel 2021 nuovo Cinema Paradiso, il gatto che sono io, la volpe che è Lello e Ornella che sei te. Ah, vedi che bello. Carina questa cosa. La dobbiamo inventare. Sì. Allora, nell'attesa di vederti quanto prima, hai detto che verso metà aprile cominci a ritornare lì nel... Cioè, sì, guarda, è successo questo. Io avevo il mio contratto fino a un tot periodo, fino alla fine delle riprese, perché le riprese finivano intorno ai primi di aprile. Purtroppo con questo brutto periodo hanno bloccato tutto, quindi le riprese si sono fermate, quindi io sono riuscita a girare fino alla puntata, cioè questo episodio 136, dove però c'era una continuità, dovevo fare anche altre cose, le cose sono i giorni lavorativi, dovevo continuare a lavorare, a fare altri episodi dove ci sarei stata pure io, e questa cosa un pochino... Giustamente mi dispiace tanto, però riprenderemo appena finirà tutto, ricominceremo e riprenderemo. Insomma, dai, in bocca al lupo, Ornella, in bocca al lupo. Io amo il mio lavoro tantissimo, da morire, guarda, da morire, ragazzi. Chissà perché, ce ne siamo accorti. Gli ho dato sempre tutta l'anima, tutto l'amore del mondo nel mio lavoro, tutto l'amore del mondo, e continuo a farlo, come un bambino nel grembo materno, poi lo partorisci e lo devi accudire. Ecco cos'è il mio mestiere, ogni giorno. E quindi diciamo mai arrendersi, va bene? Perché quando si pensa che si è arrivati a un punto dove adesso ecco mi fermo, quello è il momento in cui si ricomincia da capo. Mi raccomando, Ornella, ringraziamo di vero cuore. Quello sempre, non bisogna mollare. Ecco. Veramente grazie per questa bellissima... E comunque ragazzi vi faccio i complimenti per Barlette a Vest, per questo tuo, no? Sì, grazie. Cos'è è una pagina. Un'associazione. Sì, associazione di promozione sociale. Noi siamo una associazione di promozione sociale che è nata dal nulla, e siamo diventati il cuore della città di Barletta, e soprattutto dei barlettani che stanno fuori, tipo René che sta a Roma. Ogni tanto si va a vedere la sua città, come tanti altri barlettani che stanno in giro. Ah, ecco, vedi, ma comunque è una cosa molto molto bella, dico, anche perché questa trasmissione che state facendo voi così, queste chiacchierate molto belle, in questo momento anche particolare, è bello perché distrae, anche stasera mi avete donato un momento anche di svago, quindi vi ringrazio molto, perché in un momento così difficile c'è sempre, comunque vuoi o non vuoi, tanta ansia, tanta tensione, tanta preoccupazione, ce l'ho anch'io, anche se poi io mi metto a scherzare su Facebook facendo i miei personaggi comici, gli sketch simpatici, per tirare un po' sull'umore di tutti, no? Anche il mio. E poi con René adesso abbiamo creato questa piccola rubrica, beviamo un caffè insieme, dove anche noi incontriamo delle persone, personaggi e quant'altro. Aspettiamo l'invito per questo caffè. Sì, ma lo stiamo facendo proprio perché, capito, hai anche ti svaghi, oltre a leggere a casa, ad occuparti di tante cose, perché sai, a casa qui non ci si annoia mai, perché c'è sempre, credimi, tante cose da fare, no? E a me piace, per esempio, a me piace tanto la casa, stare a casa, mi piace proprio il mio mondo. Bene. No? Poi sì. Tutto il mio... Poi tante cose che tu non potresti mai fare a casa, se lavori non coincide mai con tante cose che stanno da fare in casa. No, anche scoprire il fatto di rallentare, ecco, un po' di rallentare, deve essere questo il senso, la lezione più grande che dobbiamo prendere da questa tragedia, Ornella, rallentare. Comunque, Ornella, l'ultima cosa ti chiedo, ma non tornerà più... avere pazienza, bisogna imparare ad avere pazienza. Comunque, dicevo, Ornella, ma sicuramente non tornerà più come prima. Il mondo non tornerà più. Scusa, non ho capito, perdonami. Scusa, ho detto sicuramente quando finirà tutto
non tornerà più come prima, secondo me. Secondo me non... Ma guarda, io sono convinta che quando finirà tutto, la gente faremo tutti un po' di fatica ad abituarci un attimo, anche a relazionarci piano piano con gli altri, perché forse continuiamo ancora ad avere paura, forse ad avvicinarci alle persone all'inizio, forse ancora continueremo ad essere un po'... No, perché questo spavento non lo si scorda con facilità, Ornella. Magari no, e sono convinta che persone che non lo erano, forse che erano un po' maniacali nella pulizia, lo diventeranno ancora di più, te lo dico io. Mamma mia. E lo sai chi potrebbe succedere questo, come potrebbe anche, oltre a questo, succedere che ci possono essere dei miglioramenti, capito? Sicuramente. Ornella, voglio chiudere con una battuta. Un miglioramento su tutto, si sta che anche a livello politico, anche a livello... in tutti i sensi. No? Sì. Ci sarà un mea culpa in tutto. Ornella, prima di chiudere una piccola battuta. Praticamente il fatto di lavarci le mani ultimamente, secondo te chi ce l'ha trasmesso? Ce l'ha trasmesso Ponzio Pilato. Ma pensa, guarda, io solitamente le ho sempre lavate le mani continuamente quando esci da casa, torni da casa, fai qualsiasi cosa, quindi è mia abitudine comunque disinfettare sempre le mani, Sì, dai. Pronto? Sì, pronto, ti ascoltiamo. È una sana abitudine. Comunque anche quando cucini i cibi, cose, cioè, è normale, capita che devi, no? Ogni tanto io disinfetto anche il manubrio della macchina, le chiavi, guarda che mi capita, ma non perché è una cosa maniacale, no? Però insomma è giusto, no? Anche chi ha gli animali in casa, perché di solito l'animale, sappiamo, no? Il cane sta sempre col muso per terra, cioè ogni volta che li accarezziamo, ricordiamoci, ogni volta che facciamo questo, andiamoci a lavare le mani, oppure quando rientriamo col cane in casa, laviamogli le zampette, perché comunque è portatore inconsapevole di certi contagi, ma c'è poi c'è gente che approfitta che non c'è nessuno in giro, ma comunque i virus, scusatemi, ma i virus ci sono sempre. Infatti. I virus ci sono sempre. Dice Giuseppe Maria. E poi comunque dobbiamo vai. anche dire, scusami, che tanta gente muore anche con l'influenza normale, classica, Tante persone sono andate anche via da questa terra anche con il virus dell'influenza classica, dell'influenza, perché se ci sono persone che hanno patologie come gli anziani, poverini, che vengono attaccati poi dal virus dell'influenza, anche un'influenza normale, soltanto che il Covid è più disgraziato, cioè va ad attaccare le vie respiratorie, quindi chi ha asma, chi soffre di cose varie, insomma chi ha anche problemi con le difese immunitarie è più soggetto a beccarsi il virus e ad averlo in forme più gravi. Ma quello che è stato spiegato è che questo virus in forma lieve dipende anche dal soggetto, dal nostro corpo come supera. Sì, dal nostro sistema immunitario. La vecchietta di 102 anni lo ha superato perché evidentemente il suo corpo ha reagito in un altro modo. Ecco. Va bene, Ornella, grazie di cuore, grazie di tutto. Hai lasciato una bella impronta, ci hai un po' scaldato i cuori, soprattutto ci hai distratti da questa carogna virus. Comunque grazie, perché io, scusa se ho parlato anche con un po' di agitazione. No, ma stai scherzando, anzi, è bello, sei stata vera, Ornella, ti faccio i miei complimenti, perché uno deve dire quello che sente. Ognuno la pensa. Senti, io ringrazio Barletti Avest, vi mando un grande bacione grande. Grazie. Ringrazio tutti, Barletta, tutte quelle persone che ci hanno seguiti stasera, vedo che ci sono tanti messaggi. Sì. Grazie per la partecipazione, per l'affetto. No, è bello. È reciproco. E ti saluta Giuseppe Maria Di Vigia, dice: sei una siciliana verace, anche se stai a Roma, sei sempre siciliana verace.
È vero, sì, anche questo, ma guarda che io comunque la mia terra, la Sicilia, è bella. Mamma Io ogni mia. tanto qualche battuta in siciliano, ma chi sta dicendo, ma chi vuoi, lo dico in dialetto, io ogni tanto le mie battutine in siculo le faccio, perché comunque Catania è sempre la mia città, come penso per René, la Puglia. Beh, Uno normale. dice, Ornella. sai, Toscana, però la Puglia Ornella. fa parte del suo sangue. Ornè, io a Catania una quindicina d'anni fa sono venuto a fare una serata, sono venuto a suonare a un rave. Rave vuol dire proibito, cioè quelle feste illegali, Esatto. ecco, in una fattoria dislocata nelle campagne catanesi, no? Io pensavo, era la prima volta che andavo in Sicilia, pensavo, sai, vabbè, in Sicilia stanno un po' indietro a noi, Catania. io sono rimasto perché ho visto delle cose lì a Catania 15 anni fa che qualche tempo fa le ho viste qui da noi a Barletta, quindi diciamo è avanti, è molto sviluppata Catania, eh? Sì. Catania è molto sviluppata, sono amanti della musica, ci sono molti musicisti, molti gruppi musicali, sai. Molti melodici. I fratelli e poi sorella è una Bella, vita, è città viva, Franco Catania è Battiato, una città viva. Carmen Consoli, beh, tanta roba, lo stesso Mario Venuti, beh, tanta roba a Catania, Beh, tanta sono roba. artisti. A voglia, siamo dei vulcani. E comunque guarda che la Puglia non scherza, Sì. I pugliesi non è che scherzate, siete belli tosti veraci, Beh, tu ne sai qualcosa. Tu ne sai qualcosa. Ehi, Ornella, a prestissimo, buon lavoro, Buona vita. e buona vita a voi, ok? Un saluto a René di comunque cuore. buona vita e godiamoci questa vita, questi momenti, questi giorni sempre, ogni istante della nostra vita, pensiamo a questo. Grazie. Ok, Ornella, Respiriamo perché il respiro è l'unica cosa che è bella, respirare profondamente. Tu che puoi, dai un abbraccio da parte nostra al tuo lui, a René. al tuo 50%. Vi saluta. Ciao, Vi grazie. saluta qua, l'amico René. Arrivederci. Ciao, E a grazie. risentirci. Ciao, un bacione a tutti, grazie a voi, un bacione a tutti e tutti, ciao. Beh, è stata una bellissima testimonianza, una bellissima chiacchierata, come detto. Un'attrice di un certo livello e diciamo siamo entusiasti, siamo soddisfatti di averla avuta in conversazione con noi. Ricordate Ornella Giusto, andate a vedere un po' quello che ha fatto sulla pagina Facebook oppure su YouTube, sì, Ornella Giusto. Lello, una musichetta? Sì, no, chiudiamo ecco. perché e anche perché siamo... Sperando che questa puntata vi sia piaciuta, vediamo tanto affetto da quello che scrivete. Ecco, dice Giuseppe Maria Di Vincenzo, c'è anche Tony Bruni di Catania, mitico. Un saluto al Mimmo Riondino, il solito Gabriele da Vanzante, che noi aspettiamo la cena, ma abbiamo pazienza. Gabriele non si fa problemi. Enzo, volevo ricordare le serate che passeremo dopodomani, parleremo di radio, parleremo di discoteche. Allora, ci sarà una serata prettamente, la ripetiamo perché l'abbiamo fatta un annetto fa di circa, vero? Sì. Dove abbiamo parlato delle radio barlettane, quelle famose di un tempo, che tante poi, diciamo, la maggior parte sono chiuse ormai, e quindi rispolveremo questi ricordi in modo come si faceva radio, insomma, aneddoti, ci sarà con i vari personaggi che hanno fatto questo tipo di storia. Anche le discoteche faremo, e poi affronteremo anche una puntata e poi discoteche. soprattutto andò da Vagi. E poi faremo anche e lì faremo le telefonate a voi in diretta, che spero che voi partecipate perché è bello. Però non anticipiamo tantissimo. Sì, restate con noi, ci sarà da distrarsi, va bene?
Buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe, buonanotte. Troppo bella sta canzone. Ciao Vicky, buonanotte. Buonanotte a tutti. A me mi gusta facile come d'oro, ma da braccia agarrare non fa l'ora. Muovirmi lui, posta in Natale, senza un figli, c'è cosa amare. Ma io non posso tornare più a Natale, sul momento non devo tornare. Ma non vengo la torre, tu malato. E così lindo tra tutta sta gente, un granito di partito, un fantasma di show da sempre. Ma c'è una bella giornata che me ne poca che strozza sole. A chiudere l'occhio e mi fermo, sento profumo di mare indovinda. Santa Maria, briga che m'ha. Quando si sopra se lontana, Grazie a te Ornella. Marretta, non venga a stessa stare, non si ma quanto convegni a parlare. Non pegna pesce a ponere, una camonato castigo per linda. Santa Maria, briga che m'ha. Quando ti pensa pure carbone, ma pare gira. Ciao René, grazie anche a te. E come una luna senza luce, e una poesia ha cominciato me fermò. E quello che suonava non è stato, e quello che cercava se perdono. In vero curto, tutta la vita, la stessa storia che torna a entrare. Ma che non posso tornare più a Natale, sul momento non tengo denaro, ma volengo la torre domani. E così lindo fra tutta sta gente, un granito di palpito viso, un fantasma di show del sempre. Ma c'è una bella giornata che me ne voglio sotto il sole. A chiuso l'occhio mi fermo, sento un profumo di mare indovinda. Santa Maria, briga che m'ha. Quando si sopra sta lontana, senza barretta, fino a sorprendendo che non dormo, in una valeggia lo stesso suono. Bellissimo, bellissimo. Vamos.